Nel big match del campionato di promozione, sconfitta interna per il Casteltermini per 3-1 contro la nuova capolista Don Carlo Misilmeri. La squadra palermitana inizia di gran carriera e al terzo si porta in vantaggio con Albeggiano. Il Casteltermini non demorde e prima del riposo pareggia i conti con Spinello. La ripresa è ricca di emozioni. Priolo para un calcio di rigore a Grimaudo, ma nulla può sul gol del 2-1 di Albeggiano. Con gli ospiti in 10 per l'espulsione di Cerniglia, il Casteltermini si disunisce, Armenio e Moscato vengono espulsi e il neoentrato La Barbiera chiude il match realizzando la rete del 3-1. A fine partita abbiamo realizzato alcune interviste. È stata una bella partita, intanto faccio i complimenti alla squadra avversaria perché è una grande squadra come ho già dimostrato. E devo ringraziare i miei compagni perché mi fanno esprimere al meglio. Comunque oggi è stata una partita molto maschia e l'abbiamo fatta nostra con tanta fortuna e tanta voglia di vincere. Siamo contenti per come si è messa, dall'inizio abbiamo sbloccato la gara, avevamo un ricordo positivo di questi avversari, infatti si è dimostrato tale, quindi è una vittoria pesante. Una vittoria pesante, una vittoria che vi pone al primo posto e dovete difenderlo fino alla fine. La classifica è cortissima, 3 squadre nel giro di un punto, trasferte difficili, verrete anche ad Agrigento. Sì, io sto cercando di inculcare ai ragazzi di affrontare gara dopo gara, restano 9 partite, per noi sono 9 finali come del resto per tutti gli avversari. Ci saranno scontri diretti, ci saranno match che si decideranno per aggiudicarsi i play-off, i play-out, quindi nessuna partita è ancora presto, ci sono 27 punti a disposizione. Siamo contenti che finalmente abbiamo raggiunto la prima posizione. Don Carlo Lauri Misilmeri, da stasera in vetta alla classifica avete fatto una grossa partita contro una squadra che era pure nei primi posti. Contro una grande squadra, ci hanno accolto benissimo, una squadra di amici e è stata una grande vittoria, una vittoria del gruppo, dello staff e 3 punti pesantissimi. Proseguo del campionato, Volpini. Partita dopo partita, non guardiamo la classifica, sappiamo che ci sono squadre attrezzate più di noi, però siamo lì, il gruppo è fantastico, abbiamo un allenatore preparato e cerchiamo di andare avanti. Sconfitta pesante, sì, campionato ancora lungo, speriamo ancora di riprenderci, se non ci riprendiamo prenderemo provvedimenti perché non si può fare 4 partite e 3 sconfitte. La società deve intervenire perché ha un costo questo campionato per la società e interverrà sicuramente perché troppi infortuni, troppi ammalati, troppa gente che non si allena, interverrà, visto e considerato che hanno cercato di mettere da parte il Presidente, ora il Presidente è presente, il Presidente sa quello che deve fare perché non è per questo che è 30 anni che fa calcio il Presidente. Io oggi ho visto un'ottima squadra, però dico, all'ultimo ci siamo persi, non so per quale motivo, nervosismo, non lo so, però dico, era una partita abbordabilissima anche oggi, poi 11 contro 10 potevamo fare un po' di differenza, non l'abbiamo fatto, vediamo che cosa succederà la prossima partita, tra l'altro abbiamo un'altra partita difficilissima, siamo fuori casa con la prima, non so se ora è seconda o se è prima, vedremo. Se loro hanno l'orgoglio di riprendersi, io sono qua ad aspettarli. Se loro non hanno l'orgoglio di riprendersi domenica, mi dispiace per tutti, io presenterò i ragazzini.